Bandito ucciso durante un tentativo di rapina alla gioielleria di Ponte di Nanto, il questore di Vicenza ha stabilito che una macchina delle forze dell'ordine stazioni giorno e notte nel piazzale del distributore del benzinaio Graziano Stacchio, indagato nell'omicidio di Albano Cassol, il nomade coinvolto nel colpo assieme ad altri 4 complici. La pattuglia potrà controllare anche la casa di Stacchio che si trova a fianco del distributore. Il timore infatti è che qualcuno possa prendere di mira il benzinaio e la sua famiglia per vendicare la morte di Cassol, una recrudescenza della criminalità che lo stesso presidente del Veneto Luca Zaia condanna duramente. C'è ormai un quotidiano bollettino di guerra, che vede coinvolti tutti i nostri territori e io dico che bisogna mandare i militari in strada. Abbiamo migliaia di militari nelle caserme che invece di star lì a aspettare missioni di pace o guerre che non ci sono, è bene che le diamo in disponibilità alle forze di polizia per pattugliare il territorio. E continuano le dimostrazioni di solidarietà nei confronti del benzinaio, si è attivata anche la Confcommercio di Vicenza, la settimana prossima anche il mandamento bassanese dei commercianti valuterà quali azioni seguire a supporto del benzinaio e della sua famiglia. Acque tutt'altro che calme anche in Consiglio regionale dopo l'astensione del gruppo del Nuovo Centrodestra dalla Commissione Bilancio, nonostante le parole rassicuranti di Zaia. Il bilancio non ha colore politico, il bilancio dei Veneti che stabilisce come verranno investiti 12 miliardi di euro. Giorzato ha chiesto una presa di posizione sua. Ma guardi, in questa fase io le posso solo dire quello che dico sempre, ottimo rapporto con la maggioranza, con NCD, con Forza Italia. Da qui alle elezioni passerà tanta acqua sotto i ponti e passeranno anche tanti mesi. Direi di dedicare queste settimane, questi mesi a governare e a risolvere problemi. Poi quando sarà l'ora di fare i manifesti, fare le liste elettorali e di parlare ai veneti delle elezioni parleremo anche di alleanze.